1, 2, 3. Prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il professor Giovanni Liliu non ha bisogno di presentazioni, né in Sardegna né anche fuori. Archeologo, storico, politico, giornalista, grande divulgatore della cultura sarda, della cultura mediterranea. Ha scritto moltissimo, opere scientifiche ma anche opere di divulgazione, che sono state accolte sempre con grande favore anche dai più giovani. Vecchio come sono, mi sento commosso, perché questa mano con voi, ragazze e ragazzi, diciocchetes e diciocchetes, delle scuole del Setum, è una grande giornata. Ve la ricorderete voi, che state camminando questa festa di Sardia, vuole offrire ai sardi un'occasione, un'opportunità di un ritrovo nella gioia. Voi siete una grande speranza, voi siete una grande speranza. Io sono sicuro che voi siete una grande. I giovani devono sapere la storia di tutti i tempi, perché senza la storia non si può essere educati, no? E la storia è un occhio della conoscenza. Chi sa la storia, antica o moderna, ma comunque chi sa la storia, cioè quello che hanno fatto in tempi passati, anche oggi è quello che fanno gli uomini, è cosciente, è un uomo di cultura. E senza cultura e senza conoscenza della storia non si va avanti. La Sardegna non va avanti. Io invito appunto i giovani sempre a studiare la storia. Non si abba corretta su mare, non si logo a sammento un pare, non si popolo a sa libertà.